Manto stradale dissestato, buche e avvallamenti, pericoli costanti, si potrebbe dire trappole lasciate lì dal comune senza il minimo scrupolo per evitare gravi conseguenze per i cittadini automobilisti e motociclisti. Ci troviamo nel quartiere di Fontanelle dove torneremo per segnalare l'incosciente comportamento di quanti alla guida percorrono le vie del quartiere incuranti dei limiti di velocità. Vi spiegheremo cosa non ha fatto ancora l'amministrazione comunale per scoraggiare gli incivili, ma restiamo a quanto viene segnalato oggi dal comitato di quartiere Fontanelle Insieme, il quale ha inviato una comunicazione ufficiale tramite posta certificata agli uffici preposti al fine di sollecitare un'attenzione particolare riguardo la situazione di pericolo dovuta allo stato delle strade interessate da varie criticità e questo per mancanza di manutenzione davvero sconosciuta da quelle parti. Non è la prima volta che il comitato di Fontanelle si rivolge agli uffici del comune segnalando problemi simili che assieme a quelli legati al buio creano pesanti disagi ad una popolazione che chiede soltanto di poter godere di un quartiere alla pari di altre zone meglio servite e attenzionate dove magari la presenza di consiglieri e assessori comunali agevolano l'interesse dell'amministrazione comunale. Staremo a vedere intanto se alla segnalazione del comitato di Fontanelle di oggi qualcuno senta il dovere di rispondere con la dovuta urgenza.